Abbiamo incontrato una coppia di giovani con un bimbo piccolo, lui è oncologico, una coppia di fratello e sorella, lei incinta, lui minorenne, scappati, hanno lasciato la madre e il padre che ha avuto un ictus qualche ora prima della loro fuga, e poi ancora un'altra coppia con lei che partorirà a ore. E poi una coppia di fratelli che non hanno più nessuno in Ucraina e uno dei due fratelli è in carrozzina. Hanno tutti degli sguardi spettrali. Si concentra sul risvolto umano della tragedia ucraina Luca Zaia, a margine del sopralluogo che ha portato all'hub di prima accoglienza di Noale anche il numero 1 della protezione civile italiana Fabrizio Curcio. Il numero degli arrivi registrato in Veneto dalle prefetture da 40 giorni a questa parte è di 11.459 profughi, poco meno le tessere sanitarie temporanee rilasciate. Di questi soltanto 218 sono ospitati negli hub individuati dalla regione, oltre a Noale, Asiago, Isola della Scala, Monselice e Valdobbiadene, ma è una cifra più di tutte che rivela il dramma di un popolo. I bambini minori non accompagnati in Veneto sono 234, sono fra virgolette orfani, cioè non hanno genitori, non hanno nessuno. Purtroppo arrivano con dei numeri di telefono segnati sulla mano, sulle braccia, ed è l'immagine plastica di questa tragedia. Zaia che poi è tornato anche sulla questione degli ucraini da inserire nel mondo del lavoro. Non può passare l'idea della disinformazione dove addirittura si coccola la fake news di dire che gli ucraini sostituiranno i lavoratori che non si sono vaccinati. Non è vero, cioè nel senso che gli ucraini andranno purtroppo a fare attività che nessuno vuol fare, perché questa è la verità. Di modello Veneto nella gestione di questa nuova emergenza ha parlato lo stesso Curcio. Certo, al momento l'accoglienza resta per lo più diffusa, difficile capire per quanto. Ora sembra che gli arrivi diminuiscano, però dipenderà da quello che succede su quei territori, quindi potrebbero riprendere. C'è un tema, tra virgolette, anche di, chiamiamola emersione, no? Di questi 85.000 persone, noi appunto ne assistiamo direttamente una minima parte. Quanto la rete amicale continuerà a essere, come dire, a sostenere le altre che si sono autonomamente sistemate. Questi sono dubbi e domande che noi per primi ci facciamo, non abbiamo le risposte per tutte.